Va ora in onda la rassegna stampa. Il cielo è azzurro, il mare è blu. Per la merendina ci pensi tu. Partiamo alle 5, torniamo alle 8. Affittiamo il canotto. Affittiamoci un canotto e prendiamo il largo verso il mare blu. Oh, cara, remo un po' io, remi un po' tu. Hai portato il gorgonzola, l'emmental, le uova, cioccolata e tè. Oh, cara, cosa farei senza di te? Che idea, sospinti dall'alta marea. Che idea, senza la bussola, che idea. E poi due punti nell'oceano noi, così vicini ma lontani, nessuno tranne i pescecani. Ehi, ma che fai? Non sapevo soffrissi di vertigini. Non mi sbaglio, annegando stai. Lasciami dai, perché coinvolgermi? Mentre vai giù, non rammento di te alcuna virtù. Mentre vai giù, io mi sento su. Via le tue mani dal canotto e vai sempre più sotto. Non ti vedo già più, che strana donna eri tu. Affittammo quel canotto e prendemmo il largo verso il mare blu. Oh, cara, adesso tu non ci sei più. È finito il gorgonzola, l'emmental, le uova, cioccolata e tè. Oh, cara, è finita anche per te. Colpa di quel canotto, sei sparita laggiù, inghiottita dal blu. Buongiorno a tutti quanti voi, una cordiale buona giornata. Buongiorno a tutti quanti voi, una cordiale buona giornata, gentili ascoltatori. Scusate l'inizio un po' tecnico complicato per solo colpa mia, o comunque benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì 18 agosto, sono le ore 8:36 e quindi entrate pure tranquillamente dentro questo consueto spazio mattutino di informazione, perché Radio Libertà vi dà il benvenuto all'appuntamento
consueto con la lettura dei giornali cartacei usciti oggi in edicola. E il tutto in compagnia del sottoscritto Lorenzo Grossi, collaboratore del sito della radio, inopinatamente padrone di casa, provvisorio di tale fascia oraria, mentre nell'attesa riesca anche a capire come funzionano i microfoni, ma tutto questo nell'attesa del rientro di Sammy Varin dalle sue meritatissime, sacrosantissime vacanze. Ma nel frattempo mando un caloroso e affettuoso saluto al qui presente Francesco, regista valido più che mai prezioso, anche lui ritornato tra l'altro di recente proprio dalle ferie. Nel caso voi abbiate voglia di conversare con noi, scrivete pure un messaggio WhatsApp al numero 340 670 9659, e mentre invece dalle ore 10:15 circa linee aperte, e potete telefonare allo 02 92 94 7222, e tenterò di dare voce a tutti coloro che vorranno esprimere le proprie pacate e il più possibile coincise opinioni. Vi ricordo, vi esorto altresì a digitare, a visitare il sito www.radioliberta.net. Là avrete modo di riascoltare in versione podcast le puntate di tutte le vostre trasmissioni preferite, nel caso ve le foste perse in diretta, e potrete risentire o rileggere tutti gli editoriali liberamente, parlando liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti. Poi potete leggere anche la rubrica Al diavolo di Giuseppe Braga, il meglio della rassegna stampa, e in attesa del ritorno ufficiale in palinsesto a inizio settembre potete già riascoltare da adesso tutte le puntate dei vari Autodafè di Giulio Cainarca, Gli scorretti di Carlo Cambi, Ragioniamoci sopra di Giuliano Zulin, Te la ridò all'America di Matteo De Sia, e poi ancora potrei ricordarvi Pop Economia di Alessandro Mori, Ticket Non di Marco Tognini, Il neonato guest star di Alessandro Morelli con a fianco Semmi, Gli spazi più di Mimmo Magnetta, l'alta tiratura di Alessandro Gnocchi, e poi Leghe e dintorni di Marco Grimoldi e di Stefania Paccagnella. Naturalmente ricordo anche l'appuntamento con i Barberi Eleganti, e avrete modo di ascoltare anche tutti i Qui Parlamento. Nel frattempo, a darci la sveglia musicale quest'oggi, soprattutto a me, devo ammettere, è stato Renato Zero con Galeotto fu il canotto, brano del 1981. E allora a breve viaggeremo metaforicamente su questo canotto attraverso le notizie più importanti della giornata. Direi che fra poco analizzeremo innanzitutto tutti i temi legati alla politica internazionale. Nella giornata di ieri abbiamo affrontato l'argomento inerente alla crisi di Ceuta e ai complicati rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. Dire invece questa mattina che possiamo invece andare a valutare più attentamente quello che succede sui fronti della guerra, soprattutto dopo quello che è successo nella giornata di ieri, a seguito delle dichiarazioni di Donald Trump contro l'Oman, e poi però vedremo anche i fronti non solo quindi relativi all'Iran, ma anche a Israele, Gaza e Cisgiordania, e poi anche naturalmente un'occhiata al conflitto Russia-Ucraina. Allora, partiamo ufficialmente con i giornali di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, che titola in prima pagina ora Trump minaccia l'Oman, sono scaduti i 60 giorni e il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. Netanyahu incontra l'inviato degli Stati Uniti, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Nelle pagine interne, a pagina 2 e a pagina 3, vediamo un attimo che cosa ha significato questa frase pronunciata ieri dal capo della Casa Bianca. Ce ne parlano Matteo Persivale, inviato a New York, insieme a Greta Privitera.
Trump minaccia l'Oman, l'Ira bombarda i curdi, Teheran si prepara a intensificare il conflitto, mentre invece il Pentagono riduce le esercitazioni con Seul. L'attacco, stati droni dei Pasdaran che hanno colpito nel Kurdistan iracheno l'ufficio del premier. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Li bombarderemo di brutto, gli faremo un mazzo tanto se soltanto l'Oman prova a mettersi in mezzo. Storicamente l'Oman è stato il primo stato del Golfo a firmare un accordo militare formale con Washington già nel 1980, fornendo accesso a basi aeree e strutture portuali, oltre a interoperabilità, cioè esercitazioni militari congiunte, lotta comune alla pirateria, quel che ne resta, e ciliegina sulla torta geopolitica un accordo bilaterale di libero scambio, quello del 2009. Il modus operandi di Donald Trump però è, più quello delle torte in faccia. Ecco così che in un'intervista telefonica con un giornalista di Fox News, Trey Greenst, ha minacciato l'Oman testualmente di "bomb the shit out of them", facendo ricorso a una greve espressione di slang che che era inedita prima di lui per oltre 2 secoli nel lessico della, Casa Bianca. L'Oman confina con il lato meridionale di Hormuz, ufficialmente è neutrale pur avendo, subito attacchi da parte dell'Iran, e sta svolgendo un ruolo chiave nei negoziati per la riapertura della via navigabile, ruolo che Trump evidentemente non apprezza. Ma sul fronte dello stretto pare che qualcosa si muova. È stata infatti raggiunta un'intesa sulla, mappa delle rotte di transito, tra Iran e Oman, ha detto il portavoce del ministro degli esteri iraniano, Baghei, e ammettendo che il processo si sia trascinato più del previsto, ma che per la prima volta si sta cercando un meccanismo che tuteli insieme sovranità e transito delle navi. Una rotta sicura, promette Teheran. Sicura però si fa, per dire, perché, ieri una petroliera degli Emirati è stata fermata vicino all'isola di Chem per non aver rispettato le regole imposte dalla Repubblica Islamica. E mentre sulla carta si negozia il futuro di quel braccio di mare, sul terreno l'Iran sembra allenarsi a tutt'altro copione. Secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe usato i 60 giorni di tregua non per fare diplomazia, ma per produrre missili e droni e piazzare falchi nei posti chiave, come chi si prepara a intensificare un conflitto invece di chiuderlo. Il sospetto ha trovato conferma proprio ieri, quando droni iraniani hanno colpito del Kurdistan iracheno l'ufficio del premier Barzani. Un attacco sconsiderato, dice lui, in una regione che da mesi paga le schegge di una guerra non sua. In questo quadro non sorprende la nuova mossa di Trump, che ha ordinato al Pentagono di ridurre le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, citando il suo rapporto positivo di lunga data con il leader nordcoreano Kim, e facendo traballare i delicati equilibri anche in quella regione. Alla vigilia delle grandi manovre annuali del anche Freedom Shield, 11 giorni di esercitazioni, ha annunciato via Truth Social di aver incaricato il segretario alla difesa Pete Hegseth di ridurre sostanzialmente la partecipazione americana. Le ragioni sono gli ottimi rapporti con Kim Jong-un e una ritorsione verso il presidente sudcoreano Lee Myung, che secondo Trump aveva rifiutato di unirsi agli sforzi USA per la denuclearizzazione dell'Iran. Non c'è bisogno di ricevere come Trump il briefing top secret quotidiano dell'intelligence, bastava infatti leggere il Washington Post per trovarne la sostanza nell'editoriale principale, che ha titolato "La Corea del Nord ha circa 50 testate assemblate e materiale sufficiente per arrivare a 90". Le crescenti preoccupazioni sulla credibilità della garanzia di sicurezza americana hanno portato Corea del Sud e Giappone a iniziare a considerare apertamente ciò che una volta era impensabile: costruire le proprie armi nucleari. Il tema, si sposta, da pagina 2 a pagina 3, sempre sul quotidiano, il Corriere della Sera, perché il fronte in Medio Oriente rimane aperta anche per quanto riguarda, Gaza. Davide Frattini ci ricorda che Netanyahu non molla Gaza, prima il disarmo di Hamas, però apre alla ricostruzione. L'inviato USA Kushner dice a Israele di non ostacolare la pace.
4 ore di discussione perché Benjamin Netanyahu non ostacoli la pace, il piano in 15 punti patrocinato da Donald Trump, soprattutto perché dopo 11 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, l'esercito israeliano riduca almeno i raid. Il presidente americano ha spedito a Gerusalemme il genero Jared Kushner che quando Bibi è salito al potere per restarci aveva 20 anni. Così è stato accompagnato da veterani della diplomazia come Tony Blair, l'ex premier britannico, e già inviato del quartetto per il Medio Oriente, e il bulgaro Mladenov, entrambi sotto contratto per il Board of Peace creato dal leader americano. Insieme non sono riusciti a smuovere il primo ministro israeliano che da qui alle elezioni previste per la fine di ottobre ha intenzione di lasciare stagnare la situazione nella striscia. Ha ottenuto che l'esercito si ritiri dal 64% dei 363 chilometri quadrati solo quando il disarmo di Hamas sarà completato, fino all'ultima pallottola e soprattutto fino all'ultimo tunnel. Potrebbero volerci 10 anni, tanto serve, secondo le stime di Mladenov, per smantellare la rete scavata dai fondamentalisti sotto la sabbia. Le gallerie sono definite da Netanyahu armamenti offensivi. E a proposito della situazione israeliana, o meglio la situazione interna a Israele, ci si prepara e ci si avvicina alle elezioni di ottobre, esattamente si svolgeranno il 27 di ottobre. Bibi teme gli estremisti e blinda le primarie del partito. Il Likud di Netanyahu ha in questo momento 32 deputati e rischia di perderne una decina. Ieri nel frattempo ha tenuto le sue primarie, quindi non è una cosa che riguarda soltanto il centrosinistra italiano. Il premier vuole una lista di candidati che rassicuri i centristi, ma eviti emorragie verso i partiti estremisti. Questi sono i 2 paginoni sull'argomento del Medio Oriente in fiamme, analizzate da il Corriere della Sera. Stesso argomento, andiamo a vedere invece come viene affrontato da Repubblica, con un reportage nel villaggio di Qusra assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. Nelle pagine interne, pagina 2, Gaza, Kushner vede Netanyahu, via l'IDF se Hamas disarma. L'inviato della Casa Bianca incontra il premier israeliano e chiede passi avanti sulla striscia. I capi palestinesi hanno detto tutte le cose giuste. Trump ha detto Hormuz diventi americano. Taglio basso, Gabriella Colarusso parla del bivio del leader miliziano al-Ahya, negoziare oppure continuare la battaglia. Viene considerato un duro vicino a Teheran, tuttavia sa mediare e vuole partecipare alle elezioni. Pagina 3 invece il reportage dell'inviata Francesca Mannocchia a Qusra, tra le strade assediate dove la destra cerca la spallata per cancellare la Cisgiordania. Un interessante reportage a opera di Francesca Mannocchi. Prima si pianta la tenda, poi arrivano le baracche, poi l'allaccio dell'acqua, poi i fondi pubblici e il decreto. Kushner, dell'incontro con Netanyahu, ne parla anche La Stampa, per precisione a pagina 6. Fabiana Magri, che analizza l'incontro Kushner-Netanyahu, pressing su Gaza, un generale USA per disarmare Hamas, 4 ore di colloqui con il Board of Peace, Israele conferma nessun ritiro prima della smilitarizzazione. Nel frattempo Trump minaccia l'Oman. Taglio basso, un articolo a firma Anello Del Gatto, in cui parla della protesta a New York per la libertà dell'Iran. Per molti oppositori del regime il sostegno americano aveva alimentato la speranza, ci avevano promesso aiuto, ma ora siamo più soli. La rabbia degli iraniani tra esecuzioni e arresti. La nuova stretta della Repubblica Islamica, 916 condanne a morte nel 2026. Non permettete
che ci dimenticano. E intanto però andiamo a visualizzare come ne parla il quotidiano Il Giornale a pagina 12, sempre, inerente a questo tema. Il giornale aggiunge anche un dettaglio non irrilevante, pagina 12, a firma Valeria Robecco, chiedo scusa: "Niente ritiro da Gaza, Bibi fa infuriare gli Stati Uniti". E poi ci sono le parole shock di Ben-Gvir, Netanyahu vede Kushner, disarmo di Hamas, la replica non ostacoli la pace, mentre invece le parole del ministro Ben-Gvir sono state: "Da uccidere 40 palestinesi a notte". Gli Stati Uniti tentano nuovamente di rilanciare il piano di pace per Gaza ed esortano Israele a fermare gli attacchi nell'enclave palestinese, ma Benjamin Netanyahu non arretra, frena sul ritiro della striscia e chiede prima il disarmo di Hamas. Il premier lo ha ribadito nell'incontro di oltre 4 ore a Gerusalemme con Kushner, arrivato in Israele dopo i rari colloqui avuti nel fine settimana con i leader di Hamas in Egitto. Con Kushner c'erano anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo creato dal tycoon. E lo stesso Trump ha affermato in un'intervista a Fox News che sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi. Gian Michalissini invece ci parla di una tregua tattica da parte di Teheran, che dichiara pronti a un'altra escalation, lo stallo perché sono scaduti 60 giorni nei memorandum tra Stati Uniti e Iran, nessuna resa da parte del regime, dove invece si è consolidato il potere dell'ala dura dei Pasdaran. A proposito del caso Hormuz, c'è questo virgolettato: "Se si mette di mezzo li bombarderemo fino a distruggerli", è la minaccia che Donald Trump ha rivolto contro l'Oman, colpevole di avere siglato nei giorni scorsi un'intesa vantaggiosa per il controllo dell'Iran sul traffico nello stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha sequestrato una petroliera emiratina che tentava di forzare il passaggio. Così sul quotidiano Il Giornale. Di Oman e delle azioni politiche che sta mettendo in campo in questo momento in Israele Benjamin Netanyahu, lo possiamo leggere anche sul Fatto Quotidiano a pagina 8. Trump minaccia pure l'Oman, Teheran pronta ad attaccare, quindi non c'è nessuna tregua per Hormuz. Se si mettono di mezzo li bombardiamo, è la minaccia di Donald Trump, mentre Muscat chiedeva con Teheran l'intesa su una rotta provvisoria per le navi dello stretto di Hormuz. Il memorandum di Islamabad è scaduto ieri senza rinnovo, 60 giorni dopo la firma. Washington e Teheran sono tornate al punto di partenza, nessun negoziato aperto, Hormuz chiuso, blocco navale del Pentagono di nuovo in vigore. Un alto funzionario iraniano ha detto alla Reuters che se la diplomazia con Washington fallirà, Teheran intensificherà gli attacchi nello stretto e nella regione. La strategia quindi non cambia dalla difesa all'offensiva. L'Iran si è dato poche settimane per la piena attuazione del memorandum e comunicherà la scadenza agli americani tramite i mediatori. Il Wall Street Journal, citando fonti irachene e arabe, scrive che i Pasdaran hanno passato i 60 giorni di tregua non a negoziare, ma a prepararsi a una guerra più ampia, produzione di missili e droni intensificata, falchi promossi ai vertici. La leadership di Teheran sembra convinta che gli Stati Uniti vogliono solo guadagnare tempo prima di colpire di nuovo non una pace, ma un conflitto che si allunga a bassa intensità. L'obiettivo numero 1 è che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare, ha scritto ieri Donald Trump sul suo social Truth. Nel frattempo vediamo anche il quotidiano Libero che approfondisce la questione a pagina 14.
Usa Netanyahu, basta ostacoli al piano per la Gaza, Israele ribadisce ce ne andremo dopo la smilitarizzazione, ma in taglio alto nel paginone 14 di Libero si passa all'altro conflitto, ovvero quello della Russia. Ora i nuovi droni di Putin possono colpire Varsavia. Mosca ha costruito basi segreti per far decollare velivoli che possono raggiungere obiettivi a 1000 chilometri di distanza. Questo è l'articolo a firma di Dario Mazzocchi. A proposito di Russia e Ucraina, prima di passare agli altri quotidiani velocemente prima della pausa, la notizia fresca di oggi è questa pioggia di 620 droni contro Mosca nella notte, un edificio in fiamma, scrive il sito dell'ANSA, circa 180 sono stati intercettati e distrutti, colpiti alcuni edifici, ci sono feriti. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti, ha dichiarato il sindaco di Mosca, Sobyanin. Velocemente andiamo anche a pagina, torniamo sul Corriere della Sera, a pagina 12, a proposito invece della situazione tra Russia e Ucraina. Kiev oltre 1000 droni sulla Russia e Mosca crea nuove basi di lancio, 9 le vittime ucraine, i feriti sono 43. Secondo l'ONU luglio è stato il mese peggiore per i civili. C'è stato infatti un incremento del 30% del numero dei morti. In taglio basso 11 anni di carcere duro al vicepresidente di Jabloko, così il Cremlino cancella l'unico partito pacifista. Stolberg aveva condiviso la foto di un'Ucraina ferita. Il suo discorso è stato questo: una vita degna dell'uomo, una vita senza guerra, senza la minaccia di una morte improvvisa. Diamo anche sulla Stampa di Torino a pagina 7 che ci ricorda come immagini satellitari svelino 10 basi russe per i droni possono colpire Varsavia. Filippo Femia dice che gli esperti di intelligence ne sono sicuri, costruite ai confini con l'Ucraina 59 rampe di lancio. I velivoli kamikaze hanno la gittata di 1000 chilometri ed è allarme tra i paesi NATO. A pagina 7 si parla anche dell'appunto conciliamento tra Trump che tende la mano a Kim Jong-un e taglia le esercitazioni militari con Seul. Il leader nordcoreano punta al riconoscimento dello status nucleare, ma c'è preoccupazione degli alleati USA in Asia. Ultimissima segnalazione, e questa volta facciamo un piccolo balzo verso quello che sta succedendo a Ceuta, che avevamo già analizzato molto approfonditivamente ieri, ma a pagina 6 del quotidiano La Verità si parla di Ceuta che dà l'ultimatum a Sanchez. Sono furibondi persino i socialisti. L'exclave minaccia di rivolgersi ai giudici se entro 30 giorni la crisi non verrà risolta. Dalla sinistra locale accuse al governo, lettera di Partito Democratico Italiano e del Partito Socialista spagnolo contro la Frederiksen, inaccettabile, adotta la cornice della destra. E questo è un bell'articolo interessante a firma di Alessandro Ricco. Ieri videoconferenza dell'esecutivo iberico che se la prende con la città autonoma, ma ci sono stati ben oltre 4.000 controlli ai turisti dall'Italia. Unione Europea folle, loda Madrid, difendere le frontiere. E direi che quindi è arrivato il momento di fermarci provvisoriamente, ma tra poco saremo nuovamente in onda e torneremo all'anno solare 2016 con una hit che fece il giro delle radio e delle discoteche, quindi potremmo anche prepararci a scatenarci, ma con moderazione. Poi però mi raccomando, restate qua perché non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
little time and some tenderness. You'll never find my love. No other thing that's as precious to me. And a heart that's beat and a heart that's true. Something that you got to know, baby. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. You buy me this and you buy me that. To win over, give me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to know, baby. That I dance to a different love. Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame, but I got to go. Di nuovo qua, in onda, in diretta ai microfoni di Radio Libertà, e qua veramente in questo momento sono davanti al microfono, non come prima. Siamo tornati con la rassegna stampa inaspettatamente a cura del sottoscritto Lorenzo Grossi. Sono le 9.04 di oggi, martedì 18 agosto 2026. This Girl, opera di Kungs featuring Kunk con Free Barnes, ci ha consentito di effettuare un mini flashback di 10 anni esatti a uno dei tormentoni estivi proprio della stagione estiva 2016. E occhio però, perché adesso dobbiamo necessariamente tornare alla strettissima attualità, mentre vi ricordo che se volete parlarci non abbiate esitazione alcuna e neanche pietà se volete. Il numero è 340 670 9659 per i messaggi WhatsApp, mentre invece per le telefonate ve lo ricordo, tra un'ora soltanto le linee saranno aperte. Ma approfittiamo di questi pochi minuti prima di dare la linea al qui Parlamento per tornare inevitabilmente al tema Ranucci, al tema Report, perché ieri il Tempo, avevamo visto, aveva pubblicato uno scoop sui compensi dei collaboratori, dei redattori della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, e questa volta poi si è scatenato un putiferio nella giornata e nel pomeriggio di ieri, e ce lo assume molto bene proprio lo stesso quotidiano di Daniele Capezzone. Reportopoli, chiagni e fotti e fattura. Esplode il caso Report dopo la nostra inchiesta su compensi faraonici e costi elevati del programma. Morsi dalla tarantola, quelli di Report vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele, ma peggiorano la loro posizione. Mottola percepisce più del capo dello Stato, vadono a parlare di lordo e netto ai contribuenti che pagano
il canone con uno stipendio di 1.500 euro al mese. Il Tempo dedica molto spazio al cosiddetto Reportopoli, articoli a firma di Dario Martini che ricorda la prima pagina delle edizioni di ieri, ricordando che le cifre erano comprensive delle spese di produzione delle inchieste, e quelli però di Report vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele, ma è tutto esatto. In cima alla classifica di inviati c'è Mottola con 300.000 euro, pagato più del capo dello Stato. In taglio basso partirà un'interrogazione da parte di Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle attacca il quotidiano romano, mentre tace il PD, la maggioranza vuole sapere la verità sui costi del format. Le 10 domande di Forza Italia a Ranucci. Pagina 3, sempre del Tempo, scoppia la rivolta in Rai, la caduta del mito, perché tra precari e inviati di serie B per quei servizi strapagati, c'è un'altra esclusiva del Tempo che tiene banco a Saxa Rubra, insorgono i dipendenti degli altri format della TV pubblica, malumore tra i collaboratori di Report che incassano meno. Nelle pagine invece 4 e 5, taglio alto, c'è un'intervista al capogruppo in vigilanza Rai di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, servizi a senso unico e patacche a spese di chi paga il canone, dovere della politica fare luce. Il parlamentare presenta un'interrogazione dopo l'inchiesta del Tempo sulle spese d'oro legate ai servizi di Report. Contraddizioni sinistre, è incredibile che a fare la morale sia chi ha realizzato inchieste basandosi su materiale riservato. Sono le dichiarazioni di Filini. In taglio basso, sempre alla pagina 4, ci sono 2 interviste frontali, la prima al leghista Stefano Candiani: la trasparenza nel servizio pubblico dovrebbe essere la parola d'ordine, la sinistra polemizza su un'operazione verità. Cefalù è un progetto politico che mina alle fondamenta la democrazia, mentre invece il senatore Gaspari di Forza Italia è inaccettabile che Ranucci si rivolga al comitato etico. Alcuni collaboratori di Ranucci guadagnano più del capo dello Stato, conferma l'ex ministro. Pagina 5 invece continua l'inchiesta sempre sull'attentato dell'ottobre 2025. Paolo Pandolfini ci racconta e si chiede: Ranucci depista, punto di domanda, come minimo, rischia però di mandare fuori strada gli inquirenti. Il conduttore non ha mai fatto il nome dell'amico Lavitola, ma ha spostato l'attenzione dopo l'attentato sui big meloniani. Il legale Sergio Cola, che è l'avvocato di Lavitola, afferma che il suo assistito avvisò Ranucci del rischio di attentati un mese prima. È pentito di averlo messo nei guai, per lui è come un fratello. Abbiamo detto tutto. Bisognava tuttavia confrontare i verbali, la cronologia dei rapporti con la Vitola e le dichiarazioni del soggetto indagato. Ultimo articolo per quanto riguarda il Tempo, sempre a pagina 5, taglio basso. Gian Cristiano Desiderio commenta: il faccendiere, il giornalista, la bomba e il segreto delle vongole estreme, quando la letteratura e la realtà rischiano di diventare un tutt'uno. Insomma, se volete saperne qualcosa di più e se vi appassiona questo, che è a tutti gli effetti il caso dell'estate, potete andare ad acquistare il quotidiano Il Tempo, e da pagina 2 a pagina 5 troverete tutti i dettagli e con altre esclusive da parte del quotidiano diretto da Daniele Capezzone, che peraltro poi non ve l'ho fatto vedere, ma firma un editoriale di risposta anche a quelle che sono state le polemiche. Eccolo qua: compagni nervosetti, le inchieste gli piacciono solo sugli altri. Dalla Rai niente ranuccismo soft, o una svolta o una delusione generale. Sempre sul caso Ranucci andiamo a vedere Libero, prima pagina, il piano Lavitola Ranucci per togliere Report alla Rai. Il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido.
Pagina 2 si parla del piano segreto di Lavitola: "Volevo convincere Ranucci a darmi la produzione di Report". Giacomo Amadori scrive: "Il faccendiere sognava di sfilare il programma alla Rai, voleva realizzare le puntate con una società esterna in stile Santoro, per poi rivenderle a Viale Mazzini", e sulla presunta minaccia israeliana Sigfrido mandò il suo inviato Autieri a indagare ad Andria. Nel frattempo continuano le polemiche a proposito del tour estivo di Sigfrido Ranucci, che prosegue nonostante tutte queste enormi polemiche, come, per esempio quella che, è successa a Cerveteri per lo show a pagamento. Il Parco della Lignara è pronto a ospitarlo il 25 agosto, ma con una novità rispetto agli altri appuntamenti della rassegna, ovvero per assistere allo show bisognerà pagare il biglietto d'ingresso, questo secondo quanto riportato da cityonline.it. I costi dello spettacolo, prosegue, Libero, spettacolo intitolato "Diario di un trapezzista", 25 € per le poltronissime, 15 invece per le poltrone, insomma neanche esageratissime, ma comunque, è un costo per vedere Ranucci, in versione attore, monologhista. Una decisione, quella dell'amministrazione, che ha sollevato parecchi malumori anche tra i fan del giornalista di Rai 3 e ha aperto il campo a domande e polemiche. Molti infatti si sono chiesti come mai l'appuntamento non risultasse gratuito come tutti gli altri. Il tutto visto anche la cospicua somma messa a disposizione in bilancio e di cui si è tanto discusso in consiglio comunale durante l'approvazione dell'assestamento di bilancio. Sul tema è intervenuta anche l'assessore alla cultura locale Francesca Cenerilli. Sigfrido Ranucci non è solamente un giornalista con la lettera maiuscola, che vuol dire sì, con la G maiuscola, ma un uomo che ha scelto di mettere a repentaglio la propria vita e quella dei propri cari in favore della verità, della legalità e della giustizia. Le sue inchieste sul Report non hanno mai lesinato nessuno. Il suo rappresenta un servizio pubblico a tutto tondo, svolto con professionalità per mettere a conoscenza lo spettatore anche degli aspetti più oscuri della nostra società. E noi prendiamo atto. Serenissimamente, qua nell'articolo di prima si parla anche del fatto che a presentare Ranucci alla Vitola sarebbe stato Guido Ruotolo, fratello del dem Sandro e, nonché ex braccio destro di Michele Santoro ai tempi delle trasmissioni Rai. Tavares invece voleva lasciare una testa di capretto sul cancello del conduttore. Beh, vedo che insomma è stato una buona, è un'ottima organizzazione, proprio, nonché contraddittoria visto le testimonianze che si stanno registrando in questi giorni. Nel frattempo l'ANM si sveglia: Sigfrido non usi i nomi di Falcone e Borsellino. Il gruppo di Miranda e Saracino attacca le crociate del sindacato. Le domande su Ranucci poste dal giudice Forleo. Poi anche nelle pagine 4 e 5 si parla della rissa sui compensi di Report, finita dal tempo, mentre invece a pagina 5 la protesta di 5 Stelle contro la trasparenza. I contiani hanno sempre fatto i conti in tasca a tutti, ma ora con Report non si può. La destra vuole solo diffamare il virgolettato dei grillini, mentre Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e l'Ordine dei giornalisti si accodano. Troviamo il caso Report anche nelle pagine interne del Corriere della Sera, per precisione a pagina 6, la Vitola: Ranucci un fratello, io pentito di averlo messo nei guai. L'indagato afferma che l'attentato è stata una scelta fatta in autonomia, un'inchiesta su di lui anche in Brasile. Taglio basso, c'è un'intervista fatta alla presidente della della commissione antimafia, Chiara Colosimo, che ora frena sulla scorta rinforzata. Non ce n'è più motivo, ma Sandro Rotolo, poc'anzi citato, del PD, non spetta a lei a dirlo. Sono stata la prima a ritenere opportuno un aumento della tutela dopo quanto emerso. Non c'è più ragione, afferma la presidente della commissione antimafia.
in quota Fratelli d'Italia. Pagina 7, i messaggi a Sigfrido letti in controluce dai PM. La procura intanto si prepara a nuovi interrogatori, ci racconta bene Ilaria Sacchettoni. Mentre interessante, a proposito di casi estivi, casi che sono durati per tutto il mese d'agosto, voi vi ricorderete sicuramente cosa è successo un paio d'anni fa, il caso San Giuliano, e quindi chi poteva intervistare il Corriere della Sera a cura di Mariolina Iossa? Sì, proprio lei, Maria Rosaria Boccia, che è orgogliosissima di Ranucci, lo dice lei stessa. Certo che è un amico, ci siamo visti più volte e lavoriamo a un libro, che noi non vediamo l'ora di leggere appena verrà pubblicato. Lo vide a Roma, Pompei e anche in Rai. Abbiamo parlato di questioni personali e delle vicende giudiziarie. Sarei sorpresa se avesse detto di non conoscermi, ma non penso che il buon Sigfrido Ranucci negherà questo tipo di conoscenza. Caso Ranucci, che si sposta a pagina 14 del quotidiano Repubblica, che anche qua parla dell'ultima versione di Walter Lavitola. Avvisai prima Ranucci di un possibile attentato. Il faccendiere chiede di essere ascoltato dal riesame nel mirino dei PM gli affari in Brasile con Tavares nel carbon credit. Taglio basso alle dichiarazioni già viste di Chiara Colosimo, inutile potenziare la scorta del giornalista. Vogliamo riconoscere che oggi la situazione è molto diversa, nessuno vuole togliere la tutela e ribadisco che il conduttore è la vittima. Adesso anche sull'aggravante mafiosa decideranno i magistrati. Direi che sì, andiamo a vedere anche, sempre a proposito di Report, tutti i quotidiani evidentemente non possono evitare di parlarne, così lo fa anche La Stampa, a pagina 10. Irene Famà, il titolo del suo articolo è "La Vitola e i messaggi in codice dalla cella. Avevo avvisato Ranucci dei rischi". Colosimo, la presidente antimafia: "La scorta al conduttore non ha più motivo di essere così elevata". Arturo Cola, avvocato di La Vitola: "Il mio assistito è pentito affranto per aver provocato guai al conduttore, che per lui è come un fratello. La scelta è stata esclusivamente sua. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un grande contributo". L'ANM afferma dopo la bomba: "Solidarietà anche da Meloni, no a strumentalizzazioni". Nel frattempo c'è anche un'intervista a cura di Federico Capurso a Enrico Costa, che è il capogruppo di Forza Italia alla Camera. Alla vicenda personale di Ranucci non c'è passione, la commissione di vigilanza che deve approfondire, ma il tema è il metodo incoerente di certe inchieste TV. La sinistra garantista con gli amici e Forcaiola con i nemici. Ultima segnalazione, prima della pausa, la vediamo dal quotidiano La Verità, che riprende lo scoop del Tempo. Ecco i compensi d'oro di Report: Ranucci e i 5 Stelle vogliono segretarli, i paladini della trasparenza e i cronisti d'assalto improvvisamente uniti nell'invocare la privacy, che hanno sempre negato agli altri. Non gradiscono far sapere agli italiani come la Rai spenda i soldi pubblici del canone. Si arriva anche a 300.000 euro all'anno. Nelle pagine interne c'è l'indagine su Report, costa 3 milioni all'anno. Ecco i nomi più pagati. 5 Stelle Ranucci furiosi. Riccardo Ruggeri, nella sua analisi, parla del potente che frequentava il Cefalù, era convinto di mangiare bianchetti, si chiede, mentre a pagina 3 tocca loro e moralisti tocca loro e i moralisti scoprono la privacy. A invocare la riservatezza sui compensi sono gli stessi che da anni ficcano il naso negli affari privati di manager, politici, imprenditori, spiattellando anche segreti personali, come l'audio tra l'ex ministro San Giuliano e la sua moglie, poc'anzi ricordato. Bene, direi che è arrivato il momento, sì, dobbiamo dare la linea al Qui Parlamento, però questo non vuol dire assolutamente nulla, perché tra pochissimi minuti il più famoso e importante batterista italiano e orgogliosamente napoletano ci farà danzare a più non posso, e in questo caso specifico l'andamento sarà
tutt'altro che lento. Voi non ci credete, è vero, ma restate qua, perché non sembra, ma stiamo tornando. Qui Parlamento. Sì, la ringrazio Presidente. Mi dispiace un po' sentire i colleghi che ci hanno preceduto accusarci di propaganda, ma mi pare da questi interventi la prima cosa che si è fatto è propaganda. Schopenhauer parlava che il mondo è una volontà di rappresentazione, ma mi sembra qua che la rappresentazione sia anche un piuttosto abusata, soprattutto a riguardo di un provvedimento come questo, che è uno dei provvedimenti forse più pragmatici, più anche onesti sotto il profilo intellettuale che abbiamo. In primis ci corre l'obbligo e il piacere di ringraziare i sottosegretari, in particolare i sottosegretari Molteni e Ostellari della Lega per quanto hanno fatto anche su questi provvedimenti. Ringrazio i presidenti delle commissioni riunite, la Presidente Bongiorno e il Presidente De Priamo, e anche il mio correlatore, il senatore Lisei, per la fatica anche che abbiamo fatto nel corso di tutto questo lavoro in commissione. Io mi soffermerò particolarmente sui temi che sono coinvolti in materia di giustizia. Si comprende anche dalla lettura di questa norma, che è stata accusata di essere una norma un po' omnicomprensiva, ma la giustizia non è fatta solo di un provvedimento, non è che ci si alza la mattina e si fa una legge sistemata la giustizia. È un sistema complesso, che è un sistema che è fatto di equilibri, proprio perché è la giustizia, forse è più noioso, ma è fatto così. Ci sono varie norme necessarie, alcune sembrano anche apparentemente puntuali, ma sono del tutto essenziali per sistemare un complesso istituzionale che per questa ragione è molto articolato. È stato considerato forse per anni e anche dimenticato per anni, considerandolo soltanto un apparato fatto di magistrati, di avvocati, di aule, di sentenze. Oggi invece sempre di più deve essere inteso come una sorta di complesso aziendale che deve accompagnare l'attività giurisdizionale, ma come tutti i complessi aziendali devono funzionare e devono essere improntati alla loro attività a un principio di efficienza. E per questa ragione questo importante disegno di legge, che ha la forma del decreto di legge, perché molte delle norme sono assolutamente indispensabili e necessitano un'entrata in vigore immediata, proprio per dare risposte concrete e attese sul fronte della giustizia, per garantirne appunto l'efficienza organizzativa. Per esempio, è stato introdotto con questo decreto una disciplina sull'esame di Stato, anticipando quella che è l'entrata in vigore della nuova legge forense, per non creare dei passaggi anche sospesi. Vi sono poi delle norme e disposizioni assolutamente urgenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti dall'atti dell'Unione Europea. Sorprende che anche le opposizioni siano così contrarie, visto che per loro l'Europa è sempre stata considerata una grande madre. In realtà quindi ci sono molte norme che sono volte alla risoluzione anche di procedure di infrazione. Si interviene sulla tutela della proprietà industriale, sui tempi di pagamento delle spese di giustizia relative alle prestazioni rese in esecuzione delle intercettazioni, cioè il pagamento sostanzialmente delle intercettazioni. Il governo poi in questo provvedimento ha dato anche riscontro ad alcune problematiche per entrata in vigore di norme fondamentali, essenziali, che dovranno quanto prima trovare veramente la luce sotto il profilo applicativo, ma che attualmente, se poste in essere, potrebbero creare delle criticità. Quindi il governo è stato onesto, come si diceva quando si parlava prima di onestà intellettuale, è stato onesto e concreto nel dire disponiamo delle proroghe, e questo è se previsto in materia del giudice collegiale, sulle sale server, sul tribunale delle persone della famiglia dei minori, sull'aumento della competenza del giudice di pace. Con questo disegno di legge, tra l'altro, vi è stato e vi è anche un rafforzamento dell'ufficio del processo, ormai insostituibile nei nostri tribunali, anche se ci sarebbe stato anche un emendamento che, se non ci fosse stata una forte e anche dichiarata legittimo ostruzionismo in commissione da parte delle opposizioni, probabilmente anche queste norme le avremmo anche adottate, sarebbe anche migliorato anche il sistema per far lavorare l'ufficio del processo in modo che sia perfettamente utile, indispensabile, come lo è anche adesso all'apparato. Si aggiungono poi anche delle normative anche sulla digitalizzazione fondamentale. Quando si parlava di un complesso aziendale oggi come quello dei tribunali funziona se vi è anche le nuove tecnologie.
Per quanto riguarda invece la parte relativa agli interni, io poco posso aggiungere a quanto è già stato detto nell'intervento della mia collega, la senatrice Pucciarelli, che in discussione generale ancora sul provvedimento aveva detto tutto quanto si doveva dire e che voleva dire la Lega. Aggiungiamo solo a chiosa che la migrazione vanno approcciate oggi in modo diverso forse rispetto a qualche anno fa, perché nuovi problemi sono sorti. Ma quello che la Lega aveva denunciato, il pericolo o la potenzialità di pericolo su un fenomeno non controllato dell'immigrazione, e questo pericolo in realtà si è anche realizzato. Abbiamo un problema conclamato dell'integrazione, abbiamo un problema della seconda generazione dell'immigrazione, una seconda generazione disorientata tra lo scontro all'interno di casa, fra la cultura della famiglia e la cultura che si trova attorno, la difficoltà anche di queste comunità che non vogliono fondamentalmente integrarsi e che magari cercano un ristoro, una consolazione restando nelle loro tradizioni. Ma si vive in Italia e chi si è perfettamente integrato e anche in paesi diversi anche dal nostro, l'hanno fatto quando hanno accettato la cultura, hanno accettato l'ordinamento nel quale appartengono, perché uno si sente veramente integrato quando si sente perfettamente italiano e non magari un ospite. Il problema poi di questa gestione complessa del fenomeno migratorio, che il sistema sicuramente non è diventato forse più emergenziale, ma il panorama di certo va affrontato. E come va affrontato? Va affrontato con norme anche concrete, va affrontato con norme pragmatiche, e diventare così un vessillo a dire che è facile urlare da parte anche dell'opposizione oggi a dire state abbandonando i poveracci. Cioè, io credo che nessuno di noi abbia intenzione di andare ad incidere su quella che è la vita personale, ma se si vuole fare una politica sapiente, bisogna avere una visione, ancora una visione, perché non è il singolo individuo così che nel momento in cui lo salvi hai sistemato tutto il sistema dell'integrazione. È un sistema, si ripete, che è omnicomprensivo e deve essere valutato in tal senso. Abbiamo bisogno di forza lavoro? Sì. Abbiamo un problema demografico? Sì. Ma l'Italia e l'Europa non possono più permettersi quella che è un'accoglienza generica, approssimativa o senza controllo. Occorre una visione, come si diceva prima, di rigore e una visione pragmatica, con il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza dei cittadini italiani, ma anche di coloro che entrano. E quindi quando si sentono magari fare anche veramente delle propagande anche in opposizione, ma non esistono ricette facili per sfide complesse. L'Italia non è un continente isolato, circondato magari dall'oceano, ma un paese che è esposto a rotte anche terrestri delicate, che però richiedono un po' tutto, veramente fermezza e visione. Noi della Lega avevamo proposto una serie di emendamenti, come vi erano anche degli importanti emendamenti dei relatori. Emendamenti della Lega che erano volte a puntualizzare, disciplinare meglio quello che sono il sistema dei trattenimenti, anche dei ricongiungimenti familiari, anche il tema dei minori non accompagnati. Dispiace di vedere anche quelli che erano anche degli emendamenti che erano stati concordati anche con i relatori, che erano destinati semplicemente a migliorare il sistema e di verificare e far funzionare il sistema. Aumento di dirigenti e di funzionari al Ministero degli Interni per tutte le politiche dell'immigrazione, come l'assunzione straordinaria di agenti della Polizia di Stato proprio per le frontiere, per la gestione dei flussi migratori. Ecco, tutto questo, grazie anche a questo ostruzionismo che ha impedito i lavori, siamo arrivati infatti oggi alla fiducia, saranno però, e noi auspichiamo fortemente come Lega, che tutto possa essere comunque introdotto e rivisto in un altro provvedimento. Per tutte queste ragioni, tutto il gruppo della Lega non solo conferma il proprio voto convinto sul testo, ma conferma convintamente il voto di fiducia nei confronti di questo governo. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A cupa cupa, poca pipa capa. E poca pipa capa, cupa cupa. A cupa cupa, poca pipa capa. E poca pipa capa, cupa cupa. Non è un proverbio, non è una novità, non è uno scioglilingua, ma è la santa verità. Ma faccio rettifila appena poi sbaglio. Il 10 giugno del 2006 aspettavamo ansiosi, aspettavamo lei. È nata una stellina che è un incanto, un brivido profondo che ci commuoverà. La prima luce, il pianto, l'emozione, la gioia che diventa vera felicità. Vedo la meraviglia della vita, un dono che ogni volta poi ci sorprenderà. Ballando, ballando, yeah, 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 stringendomi a te. Danzando, danzando, yeah, 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 mi illumini il cuore e l'anima. Il canto tuo profumo di pulito, lo sguardo innocente che mi consolerà da tutte le bassezze di sto mondo che sta cadendo a fondo per troppa avidità. Dentro quegli occhi neri c'è l'amore, c'è senso di purezza e di sincerità. In Giulia c'è passato e presente, speranza in un futuro di pace e libertà. Ballando, ballando, yeah, 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 rimani così. Danzando, danzando, yeah, 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 amore improvviso e unico. Ballando, ballando, yeah, 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 stringendomi a te. Danzando, danzando, yeah, 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 mi illumini il cuore e l'anima. Yeah. Danzando, danzando, yeah, 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 rimani così. Yeah. Mia piccola Giulia, mi illumini il cuore e l'anima. Il 10 giugno del 2006 è nata una stellina che ci proteggerà. Ballando, ballando, la dedica datata 2007 di Tullio De Piscopo alla sua nipotina Giulia, ormai ventenne, ci spalanca le porte alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, martedì 18 agosto 2026, in onda qua su Radio Libertà, in compagnia di Lorenzo Grossi quando sono le ore 9:35 minuti e evidentemente, vedi caro Francesco, e tu mi chiedevi prima, ma anche il grande Tullio è un grande appassionato del gerundio, no? Vedi, ballando, io che dico prima delle pause stiamo tornando, perché è giusto così, bisogna lasciare quel brivido ai nostri ascoltatori, e anche la verità. Poi permettete una mia piccola vendetta nei confronti di tutti quelli che
ogni volta che uno si fissa un appuntamento, uno dice: "Dove sei?" "Sto arrivando", che io non ho mai capito cosa esattamente significhi. Stai arrivando, quanto ci metti? 5 minuti? Mezz'ora? C'è 70.000 ore? Ecco, quindi anch'io utilizzerò questo meraviglioso presente progressivo E per in Sardegna dare la usano... cosa. Per cosa? No, dicevo che in Sardegna usano arrivando. Che stai facendo? Arrivando. Ah, ecco, questo non lo sapevo, questo mi dai un'ottima notizia, vedi? E quindi questo è così, fatto così, è fatto così. Va bene, va bene, va bene. Nel frattempo vi auguro il numero WhatsApp. Vi ricordo il numero WhatsApp 340 670 9659 e quello per il telefono che sarà attivo tra poco alle 10:15 02 92 94 7222. Prima di passare a un altro argomento, ero ancora in debito con il quotidiano Il Giornale, perché stavo parlando prima del caso Ranucci e invece vediamo quello che è stato intitolato questa mattina in taglio alto in prima pagina, la telefonata che inguaia Ranucci, intercettata la chiamata di Lavitola all'amico dopo l'interrogatorio. Gli elementi su di te li hanno già costi di report, il conduttore minaccia querela ma la magistratura comincia a mollarlo. L'editoriale di Tommaso Cerno, non esistono santi, c'era una volta una sinistra che si sentiva con la solita area aristocratica titolare esclusiva della Costituzione di Falcone e Borsellino. Oggi quel monolite di certezze scricchiola. Leggere il fondo di Marco Travaglio su Falcone, le sue frequentazioni discutibili, ci ricorda che persino l'eroe per eccellenza era un uomo con i suoi chiaroscuri, non è un affronto, è la realtà che bussa alla porta del mito. Un punto vero però è il cortocircuito di Report e di Sigfrido Ranucci. Report è indispensabile, ma il giornalismo d'inchiesta rischia di smarrirsi quando il racconto della realtà cede il passo alla tentazione di modellarla. L'idea di separare fatti e opinioni è un reperto archeologico, ma c'è un confine sottile tra l'interpretazione e la piegatura del reale. Accettare che anche Falcone avesse relazioni complesse non è un peccato, ma un atto di onestà intellettuale. Io auguro a Ranucci di continuare, ma aspetto ci spieghi la verità della sua storia, una storia che se avesse riguardato qualsiasi altro avrebbe certamente mandato in onda, ma forse è proprio di questo che qualcuno ha paura, perché in questo paese della rissa perenne riconoscere che non esistano santi ma solo giornalisti imperfetti, io per primo, sarebbe finalmente un gesto di coraggio, ma forse per la nostra sinistra smarrita è chiedere troppo. Nel frattempo alla pagina interna si parla di bombe tra amici, quella telefonata di Lavitola a Ranucci, gli elementi su di te ce li avevamo già. Il dialogo tra i due dopo la perquisizione dei faccendieri, Sigfrido preoccupato, cosa mi hanno chiamato a fare i PM, mentre a pagina 3 Sigfrido attacca sui costi di Report e l'ANEM lo scarica. La redazione minaccia querele contro il tempo, le toghe, errore tirare per la giacca Falcone e Borsellino, mentre a pagina 4 c'è Oara Borselli che intervista Gianni Minoli, Giovanni Minoli, che se fossi una toga interrogherei Mieli, perché è verosimile che se Frido sapesse tutto. Il giornalista della Rai dice di essere colpito dai rapporti dell'ex direttore del Corriere. Non ho prove che Ranucci fosse a conoscenza, e quindi archiviamo così definitivamente, almeno per oggi, il caso Ranucci. E adesso affrontiamo i temi legati alla politica interna. Diciamo che sono giorni in cui, per motivi diversi, ma ci sono diversi contrasti sia all'interno del centrodestra sia dentro il centrosinistra. Andiamo a analizzarli partendo dalla maggioranza di governo. Ricorderete sicuramente l'intervista che abbiamo letto interamente ieri, rilasciata
al Corriere della Sera da parte di Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia, a proposito del fatto che Salvini avrebbe dovuto pensare anche eventualmente a un passo indietro come segretario della Lega. Ebbene, a pagina 10 si parla di Salvini e la sfida sulla leadership, ira per l'attacco nordista, le reazioni alle accuse del governatore lombardo. Silvia Sardone parla di beghe interne e così. C'è il rischio che calino i consensi. Sempre a pagina 10, in taglio basso, interessante anche la intervista fatta da Marco Cremonesi ad Alberto Stefani, Fresco, presidente della Regione Veneto, ormai da novembre, e il suo virgolettato è molto chiaro: perché chi polemizza non si è candidato e al congresso non ha alzato un dito, penso ai malesseri dei cittadini, non di partito. E allora andiamo a vedere che cosa ha dichiarato nel dettaglio il governatore veneto. Io mi domando, chi oggi polemizza perché a suo tempo non ha scelto di candidarsi e di raccogliere il voto di militanti? Alberto Stefani, 33 anni, da ragazzo prodigio della Lega, è diventato il presidente del Veneto, e dell'intervista del collega lombardo Attilio Fontana proprio non gli è piaciuta. Fontana dice che un passo indietro di Salvini non è da escludere. Lei ritiene che il presidente lombardo abbia torto? Siamo a poco più di un anno da un congresso in cui nessuno ha alzato un dito, e se non per chiedere a quella persona, cioè a Matteo Salvini, di continuare a guidare la Lega. E siamo a poco più di un anno dalle elezioni politiche, e dunque mi domando come mai al congresso di Firenze non si siano sentite queste considerazioni. Lei è stato eletto dal Veneto col 64% dei voti con l'insegna della Lega. Il malessere di cui parla Fontana non rischia di fare danni anche lei e alla sua regione? Certo, appunto, le divisioni creano danni a tutte le latitudini. In Lombardia, come in Veneto e pure a Roma. Veneti e Lombardi apprezzano la stabilità che ha garantito questo governo e che, ne sono certo, garantirà anche per la prossima legislatura, sempre che tutte le componenti della maggioranza resteranno unite e ognuno lavorerà con impegno e lealtà anche dentro i partiti. Gli chiedono poi, Salvini ha risposto ai frondisti con una frase: la Lega è il partito del nord, del centro e del sud. Chi non è d'accordo non rappresenta la Lega. Lei è d'accordo? Si sente rappresentato? In politica contano i numeri e i fatti. Per la prima volta dopo 30 anni possiamo portare a casa le prime materie dell'autonomia. E in Veneto giochiamo una grande partita proprio per l'autonomia infrastrutturale e autostradale, nonché per un piano casa che ci permetterà di affrontare una grande emergenza. Io voglio offrire ai miei cittadini risultati migliori e, ne sono convinto, un legame forte con il Ministero delle Infrastrutture, che lo dimostrerà. Come giudica la situazione in Veneto? Soffiano venti di rivolta anche da voi. In Veneto c'è un commissario che sta aprendo una nuova fase congressuale e, al di là di qualche situazione fisiologica, vedo il desiderio di trovare strade condivise. Il Veneto, ancora una volta, saprà recuperare i rapporti umani, anche quelli più difficili, e si mostrerà maturo e capace di fare squadra. Fontana parla di malessere nel partito, malessere da codice giallo, fastidio passeggero, da codice rosso, e chi chiama l'ambulanza viene ancora chiesto. Io penso al malessere dei cittadini, alle liste d'attesa, alle difficoltà economiche dovute al caro energia. Questi sono i miei codici rossi. I malesseri di partito si curano nei congressi. A proposito, in molti negli ultimi mesi parlano di congresso, anche se quello che ha riconfermato Salvini è dell'anno scorso. Quanto diventa inevitabile? E Stefani replica: lo statuto parla chiaro, il congresso federale è convocato dal segretario federale in via ordinaria ogni 4 anni e in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio federale, oppure su richiesta del segretario federale. Presidente, però i sondaggi per la Lega non sono favorevoli, non ritiene che una svolta significativa possa essere benefica. Secondo alcuni sondaggi alle scorse regionali venete la Lega sarebbe addirittura stata fanalino di coda del centrodestra. Abbiamo visto come è andata. 36%, e grazie anche al prezioso contributo di Luca Zaia. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato alla gente dei problemi veri e non abbiamo litigato, e ci siamo guardati tutti negli occhi. I mal di pace interna non rischiano di detonare pubblicamente a Pontida? L'ultima domanda posta al governatore veneto. Pontida è il luogo in cui la Lega si riunisce e parla al paese.
Fuori dalla bolla della politica la gente chiede risposte e non contrapposizioni. In piazza, al mercato, nelle aziende, negli ospedali, la gente ci chiede una mano a risolvere problemi reali. Vorrei quindi dare speranza e le risposte a queste persone e la Lega, come forza popolare, deve fare questo e non altro. Questa quindi è un po' la risposta a 24 ore di distanza di Stefani al suo omologo lombardo. A pagina 11, poi sempre del Corriere, si parla di Fontana, Federica, Zai e Fugatti, l'asse per l'associazione e il cambio al vertice del partito. La scadenza è Pontida, l'ipotesi non più leader ma solo vice premier. Parliamo ancora di cosa delle polemiche nate all'interno della Lega, perché invece che Fontana Attilio a parlare è anche Fontana Lorenzo, soltanto omonimo, ma è il presidente della Camera dei Deputati, che in qualche modo si mette nella scia dell'intervista appena letta di Stefani rilasciata al Corriere, mentre invece sul giornale a pagina 6 a Gabriele Barberi si dice: la Lega vince unita, più rispetto per Salvini. Poi aggiunge: l'Occidente sbaglia se cancella le sue radici. Il presidente della Camera afferma: il confronto è utile se costruisce, non quando divide. C'è anche una questione umana nel nostro partito, fratellanza e rispetto reciproco sono sempre stati valori fondamentali. Ai nostri elettori interessano poco le diatribe personali. Nella pagina 7 invece Michel Dessy parla del fatto che nella chat del federale si esplosa la polemica, gli attacchi a Matteo solo per le poltrone. Il governatore Fontana mette in discussione la leadership del segretario, l'ira dei fedelissimi di Salvini, tirate fuori gli argomenti. Per quanto invece riguarda anzi scusate, prima di passare al centrodestra, un ultimo sguardo al centrodestra e appunto per oggi per quanto riguarda la Lega ce lo fornisce La Verità, pagina 13, che riprendendo appunto l'intervista di ieri di Fontana al Corriere, dice che Fontana non vuole più Matteo come leader, i salviniani sbottano, così perdiamo voti. Il governatore chiede un passo indietro del segretario, coordinò, Guidesi dice azzerare tutto e ripartire, partito a rischio sopravvivenza. E sempre a pagina 13, e qua ci colleghiamo al tema del centrosinistra, si ritorna all'enorme problema sulle primarie. Nel campo largo fioccano candidati e sulle primarie lo scontro è totale. Fabrizio Boschi dice che per Giuseppe Conte, secondo lui, insomma, secondo l'ex premier, deve essere un'unica ed estesa consultazione, mentre invece la leader del PD Schlein punta su doppio turno e albo ristretto. E da qui ripartiamo per vedere invece che cosa è stato detto sul quotidiano Giornale a pagina 11, perché il Partito Democratico non ha un programma neppure per la festa dell'unità. Il retroscena: a meno di 15 giorni dal via della kermesse, la segretaria Schlein naviga nel buio su ospiti e conferenze, ci dice Giuseppe Alberto Falci. Sullo sfondo il nodo delle primarie e i rapporti di forza con l'alleato grillino. Anche per Romano, ex parlamentare Dem, il ritardo è bizzarro rispetto alla tradizione degli ultimi anni, e quindi stiamo a vedere se la Schlein riuscirà a organizzare questa festa dell'Unit, stando alla scelta lessicale utilizzata negli ultimi anni. Però, anzi scusate, prima, sempre a proposito di rotture, di rischio di scissione, vorrei anche farvi vedere quello che è successo per quanto riguarda invece la scissione, perché si parla su Repubblica, fra poco ve lo faremo vedere, ma quello che è interessante è il fatto che non c'è soltanto il Partito Democratico che sta cercando di capire come e se fare le primarie, se fare la festa dell'unità, eccetera, eccetera, ma c'è anche un altro partito, ovvero quello dei radicali, e ne parla a pagina 17 La Repubblica,
liti, scissioni e dispetti, la triste diaspora radicale nel nome di Pannella. Francesco Merlo racconta le ultimissime fasi all'interno di un partito che ormai non ha più quasi nulla a che vedere con quello di Pannella della Bonino. Sfiorisce l'eredità del leader tra le microfrazioni del partito che si fanno la guerra, e anche il rito della visita in carcere del Ferragosto passa in sordina. Venendo a temi più involontariamente comici, qua veramente si tocca l'apice, perché guardate qua il Tempo a pagina 9 che cosa ci racconta. Fa ridere soltanto già vedere il titolo, e per chi ci segue in video streaming anche la fotonotizia: la figuraccia del PD a Pisa. Silenzio, si fascia, urlano contro il fascismo, ma era solo il cappotto termico. E lo scivolone della senatrice del PD Zambito: è un brutto clima nostalgico, ma erano solo scritte usate dagli operai per indicare i lavori da compiere. Allora, Matteo Cassolla che cosa ci racconta? Bisognerà aggiornare i manuali. Dopo 100 anni di mimetismi, abiuri, ritorni, nostalgie, busti del duce, saluti romani, predappio e adunate più o meno pittoresche, il fascismo ha trovato infine il travestimento perfetto: il muratore. Non un muratore qualsiasi, però, un muratore occulto, iniziatico, capace di disseminare sulla scuola primaria con lode di Pisa messaggi per adepti. Si fascia, no fascia, una freccia in su, una in lata, e quindi ha un occhio inesperto, indicazioni di cantiere. All'occhio clinico dell'antifascismo, rune, simboli, forse braccia tese stilizzate. Fascismo, nazismo. Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale toscano e referente organizzativo del PD, denuncia lo sfregio. Il consigliere comunale Demerico Bruni pretende la rimozione immediata delle scritte e l'individuazione dei responsabili. La senatrice Zambito rincara: a vedere simboli fascisti sui muri fa male. Su una scuola è ancora più grave e odioso, segnale di un brutto clima nostalgico, non si può più far finta di nulla. E quindi ecco che riparte l'onda nera, che pare che abbia invaso anche l'edilizia scolastica. Scatta l'allarme, seguono social e giornali, e la Collodi diventa per qualche ora l'ultima trincea della democrazia. Poi arriva più modestamente il cantiere. Si fascia voleva dire che lì il muro andava fasciato, e invece no fascia, che là non si poteva intervenire. Le frecce erano, ma tu guarda, proprio delle frecce, nient'altro. Il fascismo era un'impresa di costruzioni. Il nuovo Reich, se ne è espanso, l'ha chiamata all'olio di ricino. Una notazione tecnica sulle successive lavorazioni della facciata per il cappotto termico. Io lo trovo veramente un capolavoro totale. Questa polemica è sul nulla, perché vedendo la scritta si fascia con le freccettine è subito il ritorno del duce, inevitabilmente. È pazzesco, veramente pazzesco. Ma sempre stando sui deliri del centro-sinistra, o comunque sul fatto che non siano messi benissimo, c'è un tema in particolare che riguarda il centro-sinistra locale a Milano, perché è vero che, se è vero che il centrodestra ancora oggi, siamo al 18 agosto, non ha scelto un candidato sindaco, è anche vero che questa cosa non è successa nemmeno dalle parti del centro-sinistra, e quindi si fanno il totonomi, si parla naturalmente di Maiorino, ma negli ultimi giorni effettivamente è uscito dal cilindro un nuovo nome, qualcosa che ha a che fare con un ex direttore di giornali. Ce lo spiega a pagina 11 Andrea Scanzi nella sua rubrica settimanale del martedì, Identikit. Il comune di Milano fra il Dem Maiorino e il brodino centrista. La voglia del centrosinistra di sconfiggersi da sola è sconfinata. L'ultimo caso, che ha quasi del mitologico, riguarda Milano. Il candidato voluto da Elish Line sarebbe per Francesco Maiorino, uomo che sicuramente conosce Milano e che altrettanto sicuramente è preparato, ma che agli occhi dei giornaloni riformisti, che spesso sono la stessa cosa, sconta due enormi colpe: essere troppo estremista e non essere un vincente.
È vero che Majorino non sarebbe, come qualsiasi altro candidato, in grado di garantire la vittoria. Al tempo stesso, se una brava e mite persona come lui assurge a estremista irricevibile, manco fosse Bakunin, allora siamo messi parecchio male. Quello che sta capitando a Milano è l'ennesimo revival del vinci solo se ti sposti al centro, un mantra mai fuori moda dalle parti di PD. In Italia oggi abbiamo una destra percentualmente fortissima, tra i pochi che ancora vanno a votare. La Meloni sta poco sotto il 30%, Vannacci è accreditato del 10% e Salvini sta attorno all'8%. Sommandoli assieme un 46% di voti neri, tra virgolette, cifra mostra mai verificatasi nella storia repubblicana. Bene, cioè male. Di fronte a uno scenario simile, i petulanti feticisti del riformismo centrista sono convinti che per sconfiggere questa onda d'era non sia necessaria una reazione uguale contraria di sinistra e radicalismo civico. No, secondo loro occorre a tutti i costi un frizzantissimo brodino centrista. Ed ecco quindi che pure a Milano, per controbilanciare il rischio bolscevico del sovversivo Majorino, si è pensata a uno dei nomi più mesti: furbini, cerchibrottisti e un neutri dell'otto, Mario Calabresi. Wow, che bella idea, che spettacolo! Come se non bastasse poi lo sconfinato cerchiobrottismo vendicativo del finto buono Calabresi, una parte del PD sta pensando di rafforzare la sua sfavillante candidatura aggiungendo quella di Lia Quartapelle come vice sindaca. Ora, conoscete qualcuno nel mondo reale che 1. Conosce Lia Quartapelle, 2. Sarebbe disposto a votarla? Ovviamente una candidatura moscia come quella di Calabresi ha già ottenuto il plauso convinto di riformisti, Sala, Renziani, Calenda e tutto quel mondo che Fabrizio D'Esposito ha genialmente chiamato i 7 nani bellicisti spacciati per armata di 7.000, ovvero quella nomenclatura pidina che nessuno vota e che nessuno conosce o avrebbe mai voluto conoscere, roba tipo Guerini, Fassino, Merola, Malpezzi, Caré, Sensi, tutti i nomi che già mettono i brividi ad ascoltarli. Sono veramente alla fase del renzismo puro del 2015-16, appunto Quartapelle. Siamo sempre là, buona parte del centro-sinistra, un po' per smisurata insipienza politica e più che altro per odio nei confronti della sinistra cosiddetta radicale e 5 Stelle, preferisce perdere con la scusa del voto moderato che costruire invece una reale alternativa di governo. Giorgia Meloni rischia di vincere ancora le elezioni. A questo punto le amministrative a Milano, non certo perché è brava, lei lo è poco, i suoi ancora meno, rischia di rivincere solo perché manca totalmente l'alternativa o perché quando l'alternativa c'è la si nasconde, la si indebolisce e o distrugge. Capita con le Salis, capita con i Calabresi, capita con i Renzi e capita con le Quartapelle, tutte realtà politiche adorate da giornaloni e lobby furbine quasi di sinistra, ma detestate o peggio ancora ignorate dall'elettorato reale. Contro una Quartapelle vincerebbero finanche un Gaspari o un Donzelli. Chiedo scusa per la ripetizione, dice Scanzi. Per vincere le prossime elezioni il fantomatico campo progressista deve fare anzitutto una cosa: riportare al voto astenuti e delusi. È l'unica maniera per vincere le elezioni. Davvero c'è qualcuno convinto che gli astenuti e delusi torneranno a votare centro-sinistra grazie a renziani, bellicisti, cerchiobottisti, paraculi e sempiterni sfollatori di consensi? Ci credono scemi o cosa? Continuiamo così. Facciamoci del male, è la conclusione tratta dalla famosa citazione del film Bianca di Nanni Moretti. Ancora pochi secondi a disposizione e allora terminiamo questo blocco. E devo dire che da questo punto di vista Libero è uno dei pochi quotidiani oggi in edicola a ricordarlo, a pagina 13, che proprio oggi, 18 agosto, ricorrono gli 80 anni di silenzio rosso sui morti italiani di Pola. Nel 1946 l'attentato sulla spiaggia di Vergarolla, per cui furono sospettati i titini, almeno 100 le vittime e 200 i feriti. Si tratta del primo attentato terroristico dalla nascita della Repubblica Italiana, dei tanti bambini esibiti in TV e giornali per muovere pietà
per i conflitti e le crisi del mondo, manca un'immagine in bianco e nero che disturba assai più dell'errore che evoca: il corpicino tenuto per le braccia di un bambino decapitato da una terrificante esplosione sulla spiaggia di Vergarolla, sull'altra sponda dell'Adriatico, che nel 1946 era Italia a Pola. Ha sempre dato fastidio ai volenterosi fiancheggiatori di Tito, che da questa parte allora non mancavano nelle fila del Partito Comunista, e oggi, dopo tanti trasformismi, sono rimasti nostalgicamente ancorati a quel passato imbarazzante. E quindi divenne festa quell'agosto 80 anni fa di quella tragedia con una ecatombe di civili, per la quale non c'è stata nessuna inchiesta e nessun interesse a perseguirne i responsabili. Il rumore assordante del silenzio dopo il fragore dell'esplosione, le urla dei feriti e le grida disperate della madre. Io vi consiglio comunque di leggere quest'articolo a pagina 13 sul Quotidiano Libero. Nel frattempo, ultima pausa della puntata, se volete prendetevi un caffè o un bicchiere d'acqua, perché poi quando ritorneremo ripiomberemo con i nostri teneri cuori in pieni anni '80 per rievocare gli amorosi balli proibiti. Quindi non scappate via, del resto non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Angry Eyes di Eric Carmen, un modo per omaggiare Patrick Swayze, che proprio oggi avrebbe compiuto 74 anni, grandissimo ballerino e anche grande attore, non solo per l'interpretazione strappacuore, tra gli altri ad esempio di Ghost, ma io vorrei consigliarvi caldamente, se siete appassionati di film, di andare a vedervi altre sue partecipazioni, come in film come Alba Rossa, Spalle Larghe, Il Duro di Roadhouse, Point Break ovviamente, La Città della Gioia, Donnie Darko, Verità Nascosta, insomma veramente è stato un grande artista, andato via troppo presto, e in questo caso è stata la colonna sonora di Dirty Dancing, film dell'87, ad accompagnarci verso il finale della rassegna stampa. Io in questo caso ho voluto risparmiare The Time of My Life, un po' perché è troppo inflazionato e un po' perché da quando avevo visto Il volo d'angelo alla Baby fatto da Di Maio, se non sbaglio, è una trattoria di Napoli, e comunque era del 2022, in piena campagna elettorale. Io ve lo giuro che quella scena e quella canzone là non si possono né più vedere né ascoltare, perché di buon Gigino, che tra l'altro sta avendo un percorso professionale non irrilevante, però all'epoca fu a dir poco inguardabile, ha perso quindi tutta quella irresistibile carica di fascino, quel ballo, quel canto per me. Però noi stiamo arrivando in un finale di trasmissione durante il quale voi potete veramente tra pochi minuti a cominciare a chiamare qua su Radio Libertà. Il numero è sempre lo stesso, 02 9294 7222, quindi tra pochissimi minuti linee aperte. Nel frattempo sono in debito con qualche messaggio che voi avete gentilmente mandato su WhatsApp, che vi voglio leggere al volo. Buongiorno, ho letto un articolo su Libero che stanno cercando quelli della Lega di fare le scarpe a Salvini. Forse alcuni di loro pensano di essere migliori, ma non si sono mai esposti più di tanto come Salvini. Forse pensano di salvare il loro piccolo potere eliminando Salvini. Poi ci scrivono anche che a Ranucci e Company non succederà mai nulla, solo fumo negli occhi per gli italiani. Sono tutti nominati con Emanuele Cencelli da sempre, peraltro il buon Cencelli che è scomparso pochi giorni fa all'età di 90 anni. Poi ci scrive Maurizio, come scritto sul congresso della Lega da voi censurato, congresso ruffiano e falso solo per elegia Salvini, non mai sentito un dibattito politico, ne prendiamo atto di questo messaggio. Poi buongiorno, chiedo tramite la vostra radio al ministro Giorgetti che il canone Rai non venga più sottratto al contribuente tramite la bolletta della luce, ci dice Lucio da Pistoia. Infine Mary, se cacciate Salvini io non vi voto più. E ok, quindi questi sono le vostre opinioni, ma continuate a scriverci se volete appunto a telefonare. Nel frattempo facciamo un piccolo patto. Allora io introduco questo blocco con un breve excursus di cronaca nera, perché purtroppo negli ultimi giorni a ridosso, a cavallo di Ferragosto, sono successi alcuni eventi che è giusto brevemente leggere. Poi dopo chi vuole intervenire telefonicamente lo potrà fare, ma a solo due condizioni: uno, opinioni civili, sono sicuro che voi siete persone a modino, come direbbe un mio grande amico toscano, ma soprattutto cerchiamo di essere il più possibile concisi nel tempo, così almeno cerchiamo eventualmente di dare più spazio a tutti voi ascoltatori. Detto questo, riprendiamo la rassegna stampa e il Corriere della Sera, tra pagina 14 e pagina 17, racconto poi alcuni aggiornamenti su alcune delle vicende di cronaca nera degli ultimissimi giorni, come quello che è successo a Venezia, strangolata dall'ex dopo le denunce. Lui aveva già provato a ucciderla, aveva 39 anni, contro l'uomo 43enne solo l'ammonimento del questore. La madre di Tania disse che a Pasqua le aveva stretto le mani attorno al collo fino a farle perdere i sensi. I precedenti dell'aggressore, il meccanico aveva già aggredito 4 ex compagne, era stato sottoposto a TSO. Dopodiché si parla del fatto che
il caldo da tregua, ma allerta nubi fragili, sono stati 2 morti per fulmini. Il Palo di Siena è stato rinviato, tra giovedì e venerdì nuovo peggioramento al centro-nord, temperature giù di 8 gradi. Le vittime, si tratta di un 29enne sull'Etna e di un 42enne in Alto Adige, che sono stati centrati dalle scariche. Pagina 15 si va a Prato con un agente che spara al fuggitivo e viene per questo motivo indagato per tentato omicidio. Il PM dice non poteva scappare. Salvini difende il poliziotto e il legale invoca così lo scudo penale. Il 22enne marocchino ha spruzzato con l'estintore del liquido per provare a scappare. Poi c'è un'intervista a cura di Floriana Rullo, il padre del quindicenne Alessio, folgorato mentre giocava a Luna Park, lotto perché nessuno provi più il mio dolore. Il papà che chiede alla politica di cambiare i controlli. Pagina 16 si parla del calciatore del Cagliari in coma che ha rischiato di annegare durante una festa in piscina a Olbia. Treppi è in terapia intensiva. Il presidente Giulini: siamo con te. Alessandro Fulloni invece ci torna a parlare del caso del ragazzo 21enne aggredito a Barcellona. I genitori di Nicola dicono, i medici dicono di non disperare, però l'aggredito si trova ancora in gravi condizioni. Nel frattempo sono stati sequestrati i video e sentiti e testimoni. Pagina 17 invece, gli aggiornamenti sul caso del furto di Antonello da Messina e caccia al basista interno. I 4 dipendenti avrebbero ignorato l'allarme, l'ipotesi di una banda venuta da fuori. Trovato nel frattempo il furgone della fuga. Sotto, sempre a pagina 17 del Corriere della Sera, l'intervista fatta da Felice Cavallaro al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. È stata una falla umana, ma il museo non è collegato direttamente alla polizia. Per quanto riguarda i custodi, si trovano in ferie d'ufficio. L'episodio del Louvre non può essere un alibi, chi ha sbagliato paga. Andiamo a vedere giusto qualche virgolettata del governatore siciliano. Mi amareggia che questo episodio restituisca l'immagine di una Sicilia incapace, proprio mentre il mio governo ha risanato i conti, ha azzerato il disavanzo, migliorato il rating e fatto crescere economia e occupazione, ma non chiedo sconti. A Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, collaboriamo con gli investigatori e non proteggeremo chi ha sbagliato. Il giornalista gli chiede: non solo gli oppositori di sinistra sostengono che l'autonomia speciale anche sui beni culturali sia stata usata male. Lei che cosa risponde? Che talvolta sia stata usata male, è vero, ma usare questo furto per decretarne il fallimento è una scorciatoia politica. Proprio grazie all'autonomia la Sicilia ha creato la sovrintendenza del mare prima ancora dello Stato. Dalla visione del compianto Sebastiano Tusa è nata una scuola riconosciuta nel mondo. Autonomia non è privilegio, è responsabilità e capacità di valorizzare la nostra identità. L'inchiesta adesso sta cercando un possibile basista e invece quali accertamenti sta facendo la giunta sui 4 custodi che non si sarebbero accorti di nulla. La risposta di Schifani: non spetta alla politica indicare i colpevoli prima delle prove, ma garantisco nessun capro espiatorio e nessuna copertura di apparato. Verificheremo turni, postazioni, segnali e tempi di reazione. Da oggi i 4 custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti. Non è una condanna anticipata, ma una misura organizzativa. Quali sono
quindi gli obblighi hanno i custodi che forse non erano nella control room collegata alle telecamere. Le prime verifiche indicano che l'allarme e le telecamere hanno funzionato, il segnale è scattato e le immagini ci sono. La criticità sembra quindi umana, segnali non detti o non gestiti, un fatto grave su cui accerteremo senza indugio le responsabilità. Un custode non può essere soltanto un nome scritto sul turno, custodire significa vigilare davvero e reagire subito a un allarme. Se la sala di controllo doveva essere presidiata ed era vuota, sarebbe molto grave. Non accetterò il gioco nel quale alla fine nessuno era competente e nessuno è responsabile. Viene poi chiesto a Schifani: è paradossale che siano stati dei turisti a dare il vero allarme e che la polizia abbia trovato custodi ignari? L'allarme non è collegato direttamente alle forze dell'ordine. Ho scoperto oggi che fin dall'apertura del nuovo museo, parziale nel 16 e completata nel 17, non è mai stato previsto alcun collegamento diretto con le forze di polizia. Una scelta grave e incomprensibile. Non cerco alibi nelle decisioni del passato. Oggi la responsabilità è nostra e il sistema cambierà. I cristiani riformisti denunciano il silenzio assordante delle forze politiche, prevale l'imbarazzo per quanto non si è fatto, il governo regionale non è rimasto in silenzio, sono intervenuto subito, abbiamo avviato l'ispezione e collaboriamo con gli investigatori. Non provo imbarazzo ma indignazione e responsabilità. Poi dopo il Caravaggio rubato del 69, questo Nero Ferragosto, che cosa farete per proteggere le grandi opere? Il Caravaggio è una ferita ancora aperta. Messina impone un cambio di passo, avvieremo una verifica straordinaria nei principali musei e siti regionali, rafforzando tecnologia, collegamenti operativi, formazione e controlli. Ma sicurezza e fruizioni devono procedere insieme. Abbiamo destinato oltre 182 milioni a 57 interventi, musei e parchi restavano aperti anche nei festivi, vogliamo anche un patrimonio protetto, vivo e aperto a tutti. Infine, che cosa dice a chi, come Petangelo Buttafuoco e altri intellettuali, propone di cancellare l'autonomia speciale? Rispetto a Buttafuoco, ma seguendo questo ragionamento, dopo il furto al Louvre dovremmo abolire la Francia. Mi pare una soluzione un po' drastica. L'autonomia non va cancellata, va esercitata meglio. Se qualcuno la usa male, si cambiano persone e regole, non si cancella il diritto dei siciliani a governare la propria terra. E questo è appunto stato quindi il messaggio lanciato da Renato Schifani proprio su queste tematiche, su questa tematica, insomma, parliamo così del furto avvenuto a Messina dei capolavori di Antonello da Messina. Andiamo comunque invece, anzi no, scusate, restiamo sul Corriere, perché avevo notato, sì, questa intervista interessante, ve la consiglio per appassionati di sport e di tennis in particolare, ma in realtà è un'intervista che consiglio a tutti quanti voi. Pagina 20 del Corriere della Sera: senza la guerra non sarei io, alla maestra di tennis devo tutto, aiutai Sinner, non me ne pento, i 24 slam, io ho ancora fame. A parlare è Novak Djokovic. Il mio sport è brutale, il paragone con Messi, a 30 anni vorrei giocare anch'io solo 90 minuti. In questa intervista, scusate, l'autrice è Gaia Piccardi, per promuovere il docufilm intitolato Il lupo d'inverno, che da giovedì sarà disponibile su Prime Video in esclusiva in 240 paesi grazie al privilegio dell'accesso diretto alle quinte del migliore che ce li ricorda uno a uno quei motivi, il forte folle tasso di interesse preteso dagli usurai da Shodan Djokovic, quando il capofamiglia decise di puntare tutto sul figlio maggiore, ex sciatore eccezionalmente portato per il tennis, proprio come Jannik Sinner. Ci sono tanti ricordi espressi da Djokovic, ad esempio vi leggo questo, una domanda:
quale momento della sua incredibile esistenza ha forgiato maggiormente la sua INAT, che per chi non sapesse vorrebbe dire, è un termine che viene utilizzato per parlare di testardaggine e orgoglio. È impossibile distinguere le fasi della mia crescita e della mia formazione di uomo. Ogni secondo che ho vissuto è autentico e fa parte del mio percorso. Chi sono, il mio carattere, i miei valori, tutto discende da lì e mi ha plasmato anche come giocatore di tennis. Mi sono sempre sentito un guerriero, uno che non è mai stato autorizzato ad arrendersi. Perseveranza e resilienza sono un regalo del passato e della storia che ho attraversato, ma anche la mia forza fisica originaria da lontano. Mi è servita fin da bambino per affrontare circostanze che hanno messo in difficoltà anche gli adulti che mi hanno circondato. Se proprio devo sceglierne una, allora dico l'infanzia, continua Djokovic. Tutto ciò che ci succede nei primi anni della nostra vita lascia in noi un'impronta profonda. Nei primi 15 anni gettiamo le fondamenta dell'edificio che porta il nostro nome. In seguito ci si può lavorare sopra, ma ormai il cemento si è solidificato. Poi non si smette mai di crescere, certo, ma nell'arco di quei primi anni lo avevo già sperimentato. Io avevo già sperimentato la guerra, l'orrore delle bombe che cadono dal cielo, le notti nei rifugi con la mia famiglia, la mia gente, l'ansia che quegli aerei potessero tornare a volare sopra Belgrado e a portare la morte del mio popolo. Fine sempre stando sui suoi ricordi, diciamo così, di infanzia e adolescenza. L'ingiustizia sulla guerra inflitta a un bambino di 12 anni le ha dato anche un bagaglio di rabbia da gestire. In fondo, se incanalata in modo costruttivo e non distruttivo, la rabbia è forza e Djokovic risponde così. Forse, ma oggi non guardo più al mio passato con alcun tipo di risentimento o di emozione negativa. Al contrario, vedo quel periodo come essenziale elemento di chi sono diventato, il blocco su cui sono costruito, qualcosa di necessario per la mia evoluzione e per quella della mia famiglia. Tornando indietro non cambierei nulla, la guerra era l'ingrediente che ci voleva perché io volessi arrivare ad avere la vita bellissima che conduco ora. Sarò eternamente grato all'esistenza per come mi ha forgiato e a Dio per tutto quello che ho avuto. Da bambino non era nemmeno lontanamente immaginabile tutto questo, neanche esercitando tutto il mio potere creativo. L'intervista prosegue con un paginone, come direbbe il buon Sammy, a pagina 20 del quotidiano Corriere della Sera. Vi porto, stando sempre sui temi di leggerezza, anche perché, ripeto, siamo ad agosto e dopo tante notizie raccontate non esattamente con sommo entusiasmo, con somma gioia, andiamo a vedere all'interno dell'inserto Estate Specchio della Stampa, oltre a un consiglio fornito da Flavio Amabile sulla costiera amalfitana da visitare nel mese di agosto, perché tutti vi diranno che è il momento peggiore per farlo, ma i traghetti consentono di saltare il traffico ed è l'unico periodo in cui non c'è la melanzana al cioccolato. Questo ci dice Flavio Amabile sulla Stampa, ma a pagina sotto, e per coloro che ci stanno vedendo in video streaming, guardate qua, animali fantastici e dove trovarli. Perché? Perché la Stampa ci fornisce alcuni scatti vincitori del concorso Pet Photography Awards 2026, dedicato alle migliori foto di animali domestici, da quelli più tradizionali come cani e gatti a quelli più insoliti. Allora cosa vediamo? Ne vediamo 5, se non sbaglio. Abbiamo all'inizio un cane che afferra al volo un gioco prima di tuffarsi in piscina, devo dire veramente delizioso questo scatto. Poi abbiamo un pollo della razza showgirl con un tipico ciuffo sopra la testa, molto molto simpatico, così come è veramente tenerissimo questo pulcino su un tavolo vicino alle uova che quasi si confonde con insomma gli oggetti, con i soprammobili qua fotografati. Poi c'è
nerissimo, un simpaticissimo pappagallo appoggiato su un trespolo e infine dei cani slitta che riposano tra i ghiacci della Groenlandia. Questi sono gli animali, o perlomeno, per meglio dire, le foto che hanno vinto per l'appunto i Pet Photography Awards 2026. Ci racconta La Stampa di Torino. E andiamo invece sul quotidiano Il Giornale, all'interno delle sezioni culturali e perché? Perché si avvicina il festival, la mostra del cinema di Venezia e quindi nelle pagine esattamente a pagina 27 c'è Pedro Morcida che ci racconta l'omaggio che verrà fatto a Tinto Brass, regista eroico ed erotico. La mostra del cinema omaggio al cineasta con il restauro e la proiezione di una delle sue prime pellicole, con Cuore in gola, un thriller del 1967 che anticipa molte delle ossessioni libertarie di quest'autore che, se non sbaglio, ha compiuto ben 93 anni. Insomma, complimenti a Tinto Brass che rimane in ottima forma e Morcida ci ricorda che è un omaggio bello e gentile quello che la mostra internazionale d'arte cinematografica diretta da Alberto Barbera ha pensato come evento di preapertura della 83esima edizione in programma dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Si tratta anche di un gradito ritorno, quello di Tinto Brass nella sua Venezia, pur essendo lui nato a Milano nel 1933. Ecco lo straordinario poco visto Col cuore in gola del 67, thriller pop da lui diretto e montato furiosamente, gioca con i cascami della Nouvelle Vague, alternando il bianco e il nero al colore, ma esagerando con l'uso delle accelerazioni. Era stato girato a Londra, interpretato niente proprio di meno da Trintignant e da Eva Olen. Martedì 1 settembre verrà proiettato in sala d'Arsena in versione restaurata digitale 4K, grazie al lavoro del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, con il supporto decisivo di Netflix. E quindi insomma un bentornato a Venezia a Tinto Brass, glielo ha dato giustamente il giornale. Io direi che potremmo chiudere con un'ultima segnalazione, una doppia segnalazione, perché se vi ricordate proprio ieri, parlando dell'articolo a firma di Aldo Cazzullo nel primo paginone del Corriere della Sera, avevo così anticipato che sarebbero nate mediaticamente delle polemiche sulle medaglie nell'atletica e del nuoto. Perché? Perché poi il tema della cittadinanza più o meno sarebbe tornato in auge, ma sono stato come dire fortunatissimo come indovino, ma non ci voleva tanto, perché guarda caso qua dalle pagine 30 e 31 si parla della Nuova Italia a firma di Repubblica. Ci sono interviste fatte a Japichino, avevo paura del talento, ora posso urlare, il Benati, il medico che mi ha salvato ha pianto per me, e quindi anche l'intervista a Sara Curtis, straordinaria, dell'ultimo europeo di nuoto, il nuoto sul piede, il calciatore sul piedistallo imparino da Sinner. Ma quello che poi diventa interessante, lo faccio vedere come ultima segnalazione, a pagina 8 della Verità, che si parla, citando proprio il Corriere della Sera di ieri, che non si tratta del medagliere del CPR e basta utilizzare gli azzurri per giustificare i clandestini. Dopo le vittorie di Curtis, Japichino e gli altri atleti di origine straniera, riparte la litania immigrazionista, ma le loro storie non hanno nulla a che fare con i barconi e con la illegalità. Vi lascio leggere questo articolo a pagina 8 del quotidiano La Verità, che ovviamente a 24 ore di distanza fa un po' il controcanto rispetto a come era stato affrontato il tema.
giustamente dal suo punto di vista, da parte di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Bene, e allora, gentili ascoltatori, siamo giunti ufficialmente in prossimità del segnale di stop e quindi termina anche oggi la nostra rassegna stampa. Io naturalmente ringrazio Francesco per la più che mai imprescindibile collaborazione tecnica in regia e ovviamente grazie a tutti quanti voi per il cortese e paziente ascolto, con la speranza che il mio personale accompagnamento non sia stato pessimo. Vi invito però a restare collegati qua su Radio Libertà perché la programmazione continua subito, mentre la rassegna stampa, come al solito, ritornerà domani mattina, 19 agosto, sempre alle ore 8:30, e io, sottoscritto Lorenzo Grossi, nel mio possesso delle facoltà mentali pressoché inesistenti, diciamo così, vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi mando tanti saluti e mi raccomando, fate i bravi. Se potete, ciao!